Buonasera. Un po' che non facevamo dirette. È vero, ne devo fare di più purtroppo. Solito discorso, mentre c'era il lockdown, e poi ne parleremo, serio sul lago, c'era tempo e soprattutto c'era un dovere da parte mia di informarvi mentre eravate a casa senza sapere che diamine stava succedendo, se era vero quello che vi dicevano oppure no. Adesso ci sono tante, troppe cose da fare e quindi purtroppo tante volte non ho tempo di fare un po' una diretta con voi, ma avete ragione, devo farne di più. Ehm, Buon primo maggio, buona festa dei lavoratori e un pensiero a chi il lavoro non ce l'ha, perché il lavoro va festeggiato, dà dignità, il lavoro è quello che dà un senso a buona parte della nostra vita, è la base della nostra Repubblica e purtroppo in questo momento non c'è. Uno dei motivi per cui non c'è è anche la scelta dei lockdown come strumento di contrasto al virus. Perché se io scelgo di chiudere tutte le attività possibili per contrastare il coronavirus, sto facendo una scelta che ha una vittima precisa e questa vittima è il lavoro, ok? Ehm, per cui è un po' ipocrita che in giornate come questa, come il primo maggio, dove dovrebbe essere appunto la festa dei lavoratori, la sinistra si impadronisca della piazza e dica evviva viva i lavoratori, quando dall'altra parte quella stessa sinistra spesso li condanna alla disoccupazione o alla rovina economica, perché l'ossessione per chiudere tutto è stata prima inventata da Giuseppi e adesso è portata avanti dal Partito Democratico e dal suo portatore silente di voti, no? Vale a dire il Movimento 5 Stelle, perché in Parlamento funziona così. Il Partito Democratico ha una posizione, per esempio chiudere tutto, per esempio non si riapre, per esempio il coprifuoco, e il Movimento 5 Stelle, zitto, senza dire nulla, gli consegna il suo 30 e passa per cento di voti sufficiente per poter avere la maggioranza pressoché sempre, senza dire niente. Questo purtroppo è così. Adesso però, prima di andare nel dettaglio, scusate, risolviamo una questione che sta alla base dello sconforto di tanti di voi. Allora, lo sconforto è da una parte sincero, dall'altra parte ci sono i provocatori. Lasciamo perdere i provocatori, quelli mandati dai partiti zero virgola, quelli mandati ultimamente anche da Fratelli d'Italia, quelli mandati dalla sinistra, quelli mandati da altre parti, che dicono ah, diamogli addosso alla Lega perché così facendo, no? Cioè se li insultiamo, gli diciamo ah, voi siete al governo eppure non avete votato questo, non avete votato quest'altro, no, così via. Bene, questi li lasciamo da parte. Mi rivolgo esclusivamente a quelli di voi che sono minimamente sconfortati. Allora, vediamo di venirne a una. Io lo so che qualcuno di voi non ha ancora metabolizzato la questione di dire orrore, siamo al governo e volevano un'opposizione dove sì, all'opposizione si votasse no da tutte le parti. Così si poteva dire, che bello, hai votato no sempre, no? E quindi sei candido, sei puro, sei a posto. Come abbiamo fatto in un anno e mezzo di governo Conte. Abbiamo sempre detto di no. Ma vi ricordate cos'era però la critica durante un anno e mezzo di governo Conte? Era non fate niente. Sì, va bene votare no, ma intanto le cose vengono fatte. Ora, il motivo di base per cui le cose vengono fatte, purtroppo, è che
c'è una maggioranza in Parlamento data da noi, cioè vale a dire dal fatto che noi abbiamo votato nel 2018, che vede il Movimento 5 Stelle come partito di maggioranza relativa. Ha preso il 34% con la legge elettorale, con gli uninominali e cose di questo tipo, si trasla in circa il 40% 40% dei seggi. Se li metti assieme con quelli di Leo e quelli del PD e quelli di Italia Viva, fanno la maggioranza. Cosa potevamo fare? Dato che questa maggioranza sì c'era, ma era abbastanza risicatina e era soprattutto esposta agli umori di Renzi, perché in certi casi, specialmente al Senato, era decisivo, allora abbiamo approfittato del momento buono per far riuscire a togliere Conte. Vi ricordate? Non devo ricordarvelo io, la fiducia prima di Bonafede, Ciampolillo, il fatto che non avessero, che aveva provato a fare la campagna acquisti, il fatto che ci siamo messi con tutti gli sforzi che avevamo per cercare di trattenere le persone, e non è semplice perché specialmente in alcuni partiti, per esempio era il caso di Forza Italia, magari di persone che pensavano di non avere tante possibilità di essere rielette e che quindi sarebbero state attirate da un Conte che gli diceva tranquillo, vieni, votami la fiducia e vedrai che per te il seggio ci sarà, riuscire a mantenere il tutto compatto e mettere sotto Conte non è stato semplice, e vi posso assicurare che secondo me quello è stato un momento molto importante, perché Conte, ve l'ho detto 100 volte, era pericoloso. Il ministro dell'economia era incompetente e Conte era pericoloso. Tutte le questioni che adesso stiamo gestendoci, no? Purtroppo relative al recovery fund, la governance del recovery fund, i prestiti, i pericoli relativi al recovery fund e altro, il lockdown, no? Cioè, il coprifuoco, cioè, le ha tutte inventate quell'uomo lì. E se fosse sopravvissuto, fosse sopravvissuto diciamo, alla battaglia che c'è stata, perché quella è stata una vera guerra parlamentare, no? Se fosse uscito fuori vivo e ci fosse stato il Conte Ter, vi posso assicurare che non avrebbe preso prigionieri, perché fidatevi, è così. A quel punto c'era la possibilità di votare. Mattarella ha detto di no, l'ha detto nel modo più chiaro possibile, ha detto non si vota e ha incaricato Draghi. Il secondo dopo che ha incaricato Draghi, Forza Italia ha detto che tranquillamente loro sarebbero entrati nel governo. Per cui cominciamo a fare spazio rispetto a quelli che dicevano se non bisognava farlo partire questo governo, non si doveva e cose di questo tipo. Lasciamo perdere. Cioè, il governo sarebbe partito in ogni caso e questo era il progetto, la famosa maggioranza Ursula, vale a dire sostituire la parte, diciamo, riottosa del Movimento 5 Stelle con Forza Italia, che aveva già detto che ci stava, Conte che era diventato pazzo, inaffidabile, non si sa, con Draghi, no? Che secondo me non hanno fatto bene i loro conti perché l'uomo non mi pare esattamente manipolabile, però l'intento probabilmente era quello lì. E quindi quella sarebbe stata la maggioranza. Bel risultato, significa che a quel punto all'opposizione a dire no duro e puri e magari a fare gara l'uno con l'altro per chi era più duro e puro ci saremmo rimasti noi e Fratelli d'Italia, dall'altra parte una maggioranza solidissima con in mano tutti, tutti i mezzi di informazione, tutti, perché alla RAI, ai giornali, allo strumento di informazione del PD si sarebbe aggiunto ovviamente anche la parte legata a Mediaset. A noi cosa rimaneva? Le nostre dirette Facebook e Radio RPL? Quindi tutti i mezzi di informazione sarebbero stati allineati al nuovo governo. Quindi il risultato che cos'era? Voi immaginate, no? Giusto per capire. Eh,
il governo, senza nessun problema che c'era prima, no, di votazioni incerte, veti, no, e così via, perché Forza Italia avrebbe portato in dote, sono 100 e qualcosa i suoi deputati, quindi figurati te che problema ci sarebbe stato, no? Con tutti gli organi di stampa a dire che era tutto meraviglioso, tutto splendido, no? Qualsiasi cosa sarebbe stata bellissima, e dall'altra parte silenziati all'opposizione, magari beccandosi pure fra di loro, perché lo vedete che non è che sono esattamente correttissimi i nostri amici di Fratelli d'Italia. Poi se volete parliamo delle emozioni e parliamo della questione speranza, no? Quindi con due a becchettarsi oltretutto fra di loro per far vedere chi era più opponente, no? E così via. Ma che scenario sarebbe stato? Invece dall'altra parte c'era la possibilità, e non potevano dire di no, perché ovviamente il Presidente della Repubblica ha detto faccio appello a tutti i partiti, perché sennò altrimenti non sarebbe stata in piedi la manovra, e potevamo entrare anche noi in maggioranza, non benvenuti, ma entrare anche noi in maggioranza per poter provare a incidere e provare a controllare le cose. La scelta è stata questa, giusta, sbagliata, non lo so, a qualcuno può essere piaciuta, a qualcun altro può dire no, avete fatto male, dovevate stare ad abbaiare sugli spalti che veniva meglio, perché a noi ci piaceva di più vedere che votavate no su cose in cui eravate ininfluenti, ma la scelta è stata questa. E mi prendo la mia parte di responsabilità, ho pensato anch'io, e continuo tutto sommato ancora a pensarlo, che sia stata la scelta giusta. E vedere quanto dà fastidio agli altri questa nostra scelta, i tentativi continui di mandarci fuori, i tentativi continui di dire ma no, ma andate, mi fa pensare che la scelta è stata assolutamente giusta. Quindi non c'è una verità, nel senso, avrebbe potuto tranquillamente essere diversa la storia, cioè avremmo potuto dire no, facciamo un'altra scelta. Abbiamo deciso di fare questa, di questa scelta, come tutte le scelte è discutibile. Io sono convinto che sia giusta e al momento non l'ho fermata. Io sono stato uno di quelli su cui tutti puntavano gli occhi, perché tutti dicevano, ah, vediamo cosa dice Borghi, e se ben vi ricordate, subito ho detto, questa tutto sommato potrebbe essere un'opportunità, ma il fatto che potrebbe essere un'opportunità, cioè vale a dire che ci fosse una possibilità su 100, vi ricordate, andate a prendervi i miei video dell'epoca, che Draghi in Unione Europea avrebbe potuto funzionare da meccanismo che faceva impazzire la maionese, no? Perché la scelta europea era interessante, cioè a un certo punto noi stiamo andando verso una situazione dove la Merkel è in via di uscita, dove Macron ha dei problemi enormi, no? E così via, caspita, una possibilità di cambiare gli equilibri tutto sommato ci potrebbe essere. Però perché uno dice ma cosa fai? Ma ti giochi una possibilità su 100? Ma sei scemo? No, attenzione, io mi gioco una possibilità su 100 perché l'altra è 0 su 100. Non è che scarto le 99 possibilità per avere quell'una. Se io non avessi detto proviamo a giocarci questa, l'alternativa era che questi facevano lo stesso il governo senza di noi e facevano quello che volevano, marginalizzandoci per sempre. Poi forse, magari sarebbe stata una scelta che nel 2000 e quando saranno le elezioni, nel 2023 avrebbe pagato. Ma sveglia! Ma il 2023 è un'altra era geologica, ma lo vedete cosa sta succedendo? Giusto per capire, eh? Cioè, sì, io stavo a fischiare perché allora forse magari avrei preso 2 voti in più nel 2023. Ma i problemi sono adesso, cioè adesso che io devo cercare di star lì a guardare tutte le carte che posso, di essere su tutti i tavoli che posso per provare a ragionare. E se per caso ci sono degli aspetti negativi, potervelo dire in diretta, non semplicemente con l'occhio o la voce di quello dell'opposizione che viene istantaneamente bollato come beh, ma questi dicono sempre di no. È molto differente il fatto di un'opposizione
o un disaccordo detto da uno che è nella maggioranza. L'avete visto in modo plastico per le riaperture. Il Partito Democratico è entrato dicendo non si riapre niente. Letta aveva fatto mettere appositamente le condizioni, vale a dire tutti vaccinati fino a 60 anni prima di riaprire qualcosa. Siamo entrati in Consiglio dei Ministri, non lo so che tipo di telefonata deve aver fatto Salvini e Giorgetti prima di quel Consiglio dei Ministri, non ero presente, posso immaginarla. Comunque, fatto sta che in quel Consiglio dei Ministri arriva Giorgetti e dice questa roba non la possiamo tollerare. Come sempre, le meccaniche all'interno del Consiglio dei Ministri noi non le possiamo vedere, motivo per cui io divento matto cercando di parlamentarizzare tutte queste cose, perché almeno le potreste vedere anche voi e le potrei vedere anch'io, che non sono nel Consiglio dei Ministri. Invece no. Ma una volta che hai fatto questa scelta, vale a dire di cercare di condizionare all'interno questo governo, qualche volta riuscendoci, come nel caso delle riaperture dal 26 aprile, e mi dispiace, guarda, vedere la pioggia che in questo momento c'è a Milano mi stringe il cuore, cioè il sabato di settimana scorsa era bellissimo, se tutto fosse stato aperto sarebbe stato meraviglioso. Sabato, dove si possono riaprire, piove che Dio la manda. Mi spiace veramente, ma vabbè, migliorerà. Comunque, il fatto che questa settimana si siano potute iniziare le riaperture è una cosa che abbiamo voluto noi. Non ci fossimo stati al governo, non sarebbe successo. Il fatto che abbiate potuto spostarvi da una regione all'altra senza incorrere in sanzioni che poi sì, sono incostituzionali, così tipo, va bene, però intanto dovevi fare la multa, te la facevano e poi la dovevi contestare e poi ci pensiamo, e l'abbiamo preteso noi. Altre volte non ci si riesce. Obbligo vaccinale per i medici, eravamo contrari, e non ho tema di essere smentito che Salvini in persona ha chiamato Draghi per dire che non era assolutamente d'accordo. Draghi è uno solito smentire le persone, guarda, non credo che avrebbe nessun problema a dire no, ma Salvini non me l'ha mai detto, io non l'ho mai sentito. Bene, io su questa cosa invece sono personalmente certo, quindi credo che Draghi non mi smentirà, che è stato chiamato direttamente da Salvini per dire che non era assolutamente d'accordo sull'obbligo vaccinale per i medici, cosa molto impopolare perché tutti sono a favore dell'obbligo vaccinale per i medici, e certo non sono medici, quindi dicono io voglio che il medico sia sicuro al 100% quando io ci vado a contatto, no? E così via, come se non avessimo visto che anche i vaccinati possono contagiare. Ma su questo è stato tutti gli altri erano irremovibili, perché un minimo di dialettica tu lo puoi avere nei consigli dei ministri se il centrodestra, vale a dire se Forza Italia e possibilmente Italia Viva ti spalleggiano, allora a quel punto ci sono due posizioni e qualche volta prevale uno, qualche volta prevale l'altro. Sull'obbligo vaccinale per i medici era una PDL proposta da Forza Italia, da Licia Ronzulli. Quindi eravamo soli, e capite che se sei solo in Consiglio dei Ministri, anche supponendo la buona fede di tutti, se sei solo in Consiglio dei Ministri e tutti gli altri invece sono a favore di un'altra cosa, questa cosa non passa. Però io vi assicuro che Salvini si è speso fino a quanto ho potuto anche soltanto per evitare l'obbligo vaccinale per i medici, che pure era finito dentro invece nello scorso decreto. Quindi qualche volta qualcosa passa, specialmente se riusciamo a avere all'interno della maggioranza l'appoggio di Forza Italia e possibilmente di Italia Viva. Se siamo solo noi a chiedere qualcosa, questa cosa non passa. Ma se noi non ci fossimo, non passa niente, per il semplice motivo che non ci siamo. Quindi il punto è, questa è stata la scelta. Non vi convince, non vi piace, mi spiace, ma non è che continuando a dirmelo ogni giorno che dovevamo rimanere fuori, perché allora rimaniamo fuori, perché se no così questo tipo cambiano le cose. Lo so che c'è qualcuno che non gradisce, non c'è bisogno di spiegarmelo. Lo so che c'è qualcuno che non gradisce. Più me lo dici e più mi fai passare per
mi piace poco, ecco, come impostazione, perché significa, ma cos'è? Pensi che non abbia capito? Pensi che non ho sentito? Il fatto che mi dici 100 volte la stessa cosa, supponi che io sia sufficiente, che io non abbia capito la prima e hai bisogno di dirmela 100? La 100ª volta mi girano le palle. E già la tua posizione, per cui potevo avere una certa simpatia, già mi sembra meno simpatica, perché non è che ha ragione chi grida di più. Ok? È stata fatta una scelta, come tutte le scelte è discutibile. Chi non è d'accordo ce la farà pagare nelle urne votando il partitino, votando Fratelli d'Italia, votando 5 Stelle, non votando, cose di questo tipo. È vostro pieno diritto. Ma noi abbiamo fatto una scelta e questa scelta è inutile cercare di continuare a dire sappiamo tutte le cose. Ma una volta che hai fatto questa scelta, cioè vale a dire una volta che siamo dentro al governo, il governo e le decisioni del governo vanno cambiate dal dentro, non vanno cambiate con le mozioni dell'opposizione. Le mozioni dell'opposizione, le mozioni, le cose. Quando abbiamo iniziato il Consiglio Comunale a Como abbiamo iniziato a fare un'altra cosa, no? Guarda caso, a Como se tutti ci leggono, qualche volta va bene, qualche volta va male, risultato una palude. E l'opposizione si prende i meriti di qualsiasi cosa viene fatta perché tanto ha depositato mozioni sull'universo mondo e sembra quasi che guidi lei, no, la discussione, aiutata anche lì dai soliti, no? Va bene, dagli altri partiti. Io subito all'inizio ho detto le mozioni dell'opposizione vanno bocciate tutte, tranne quelle dove c'è un preciso accordo per riuscire a fare qualcosa. Chi me l'ha insegnato questo meccanismo? Loro, il Partito Democratico. 3 anni in Consiglio regionale Toscana. Facevo mozioni sull'universo mondo, anche le più logiche, tutte bocciate. Perché? Perché erano dell'opposizione. Tutte. E se era una cosa che faceva senso, la inserivano nei loro provvedimenti e dicevano che era loro. E non bisogna insegnare ai gatti a arrampicare, eh? Quindi il meccanismo è molto banale. Noi ci attiviamo per cercare di far abolire il coprifuoco, che è una cosa che non ha senso scientificamente, non ha senso dal punto di vista anche lessicale, no? Non ha senso il coprifuoco. Alle 4 di notte il virus, ma che diamine è, no? Allora, che cosa succede? Tu hai il coprifuoco da abolire. Lo fai portandolo in Consiglio dei Ministri. Al momento la prima volta non passa, e anche lì vi ricordate perché non passa? Perché la Gelmini quello stesso giorno aveva fatto un'intervista dicendo che il coprifuoco alle 10 andava bene. E se sei da solo, purtroppo a chiedere una cosa non passa, ma già stavano rivedendo le posizioni e quindi al prossimo Consiglio ci sarebbe stata sicuramente una posizione di Lega, Forza Italia e Italia Viva a favore dello slittamento o della cancellazione del coprifuoco. Quindi noi già ce la si poteva fare. Per essere sicuri e arrivare con più forza a questo tavolo abbiamo fatto la raccolta delle firme. Siamo 130.000, non poche, no? Cosa che ci consentiva di dare più forza alle nostre richieste. Ma se arriva Fratelli d'Italia e dice facciamo la mozione contro il coprifuoco, che bello, ma secondo voi ha l'obiettivo di far veramente far andare via il coprifuoco o l'obiettivo di cercare di appropriarsi di una nostra battaglia? No, vediamo di capirci. Perché se tu sei in una maggioranza, voti con la maggioranza. Questa è forse la cosa che a qualcuno non viene. Non è il Tana liberi tutti. Se tu sei con la maggioranza non può votare in ordine sparso. Per cui nel momento stesso in cui senza coordinare, cosa si sarebbe potuto fare? Volendo, si voleva fare una cosa dirompente che poteva magari mettere a rischio il governo. Ottimo. Chiamavi Fratelli d'Italia, tira sul telefono, chiama noi,
chiama Forza Italia, magari chiama anche Italia Viva e gli dice: scusate, vorremmo provare a fare un blitz su questa cosa del coprifuoco perché secondo me magari c'è anche qualcuno dei 5 Stelle che ci viene dietro, ciao, no? E similari. Proviamo? Significa che ci mettiamo tutti assieme, no? Sembra quasi, siamo in 20 in Parlamento, sembra che non ci sia niente di grave, a un certo punto vramano tutti in aula, votazione veloce, maggioranza perché magari gli altri non c'erano, non se l'aspettavano, e passa la mozione. A quel punto, secondo me, ci sarebbero state delle conseguenze anche per il governo, motivo per cui bisogna pensarci a fare queste cose qua, ma avrebbe dovuto essere concordata. Non la concordi? Significa che la tua mozione la maggioranza non ce l'ha, perché il secondo dopo che è stata messa fuori questa mozione Forza Italia ha detto che non la votava, quindi la nostra posizione anche in questo caso diventava assolutamente ininfluente. E quindi tu porti una mozione per farti dare contro in Parlamento, indebolendo chi all'interno stava facendo una battaglia per abolirlo. Perché chi invece è a favore del coprifuoco potrà arrivare lì con la votazione del Parlamento e dice: avete visto? L'abbiamo portata in Parlamento, e la maggioranza ha detto che era a favore e l'avrebbe potuto dire anche se noi avessimo votato contro. Quindi l'obiettivo della mozione sul coprifuoco era esclusivamente danneggiare noi. Va bene, ci sta. Capite anche cosa sarebbe stato l'allegro mondo di noi e Fratelli d'Italia all'opposizione, eh? Cioè, giusto per, no? Giusto per capire un po' come funziona. Speranza? Uguale! Uguale! Cioè, stiamo contrastando Speranza in tutte le maniere. Traballava perché le inchieste, le rivelazioni e così via. Traballava. Stavano già cominciando a venire fuori degli articoli ben informati che dicevano che Draghi avrebbe potuto chiedere un passo indietro a Speranza. Ed ecco che dalla mattina alla sera arriva la mozione di sfiducia. Ma, cioè, e anche qui arriva la mozione di sfiducia, il secondo dopo in cui arriva la mozione di sfiducia, Forza Italia dice che non la vota, quindi la mozione di sfiducia non sarebbe mai passata. Mai. E che scopo ha una mozione di sfiducia che sei sicuro che non sarebbe mai passata? Beh, da una parte rafforza Speranza, perché è ovvio che a quel punto Speranza, che si trova una mozione di sfiducia che non passa, i suoi sostenitori subito dopo dicono: hai visto che il Parlamento ha detto che Speranza c'ha la maggioranza e può rimanere lì? E in secondo ordine mette in difficoltà noi, perché è ovvio che a noi Speranza non piace, ma nel momento stesso in cui noi avessimo votato contro un ministro della maggioranza in cui siamo dentro, dovevamo uscire dalla maggioranza. E il risultato cosa sarebbe stato? Che il governo andava avanti e che Forza Italia, che tutta la maggioranza attuale, ma Partito Democratico in primis e Movimento 5 Stelle eletta, stappavano lo champagne. Quindi Speranza lì e Lega fuori dal governo. Ottimo, ottimo, ma proprio al bacio. E quindi vi è sembrata una manovra particolarmente giusta? Notare, non è che stiamo andando su alte sottigliezze parlamentari, cioè, sono cose, secondo me, abbastanza ovvie. E certo che però per la propaganda viene bene, no? Allora, ecco, mi preparo il banner, no? E dico, la Lega ha votato a favore di Speranza, cattivi, no? E così, questo tipo, che devo fare? Siamo pazienti. Ma il meccanismo è questo. Roba un po' più complicata, così almeno poi chiudiamo anche un altro argomento, il Green Pass. Green Pass, vale a dire, iniziano dicendo ci vuole il pass vaccinale nel Parlamento europeo, in tanti si sfilano. Il Consiglio d'Europa annusa che le cose stanno andando su una china non particolarmente buona e fa uscire una risoluzione votata anche da noi. Sì, sono contento che vi piaccia il quadro, sì, è una spirale di Crippa del 51.
mio autore preferito e secondo me uno dei miei autori preferiti, attenzione, no, il mio autore preferito è Ro, se fosse stato americano, secondo me varrebbe o sarebbe considerato nella zona di Pollock, perché oltretutto erano contemporanei, italiano e quindi purtroppo no, ma va bene. Allora, perché se aveste votato a favore della Lega sarebbe stata buttata fuori dal governo? Ma vi pare che sia possibile rimanere al governo nel momento stesso in cui un partito di governo non vota la fiducia a un ministro? No, ma scusate, forse vi dimenticate che Conte ha dovuto fare quel voto di fiducia proprio più ancora che in un momento di una sfiducia. Era per la relazione sulla giustizia di Bonafede, ok? Quindi non funziona così, non è che tu puoi prendere, votare contro un ministro e poi stare bello come il sole ancora al governo come prima. Quindi niente. Torniamo al Green Pass. Allora, il Consiglio d'Europa, anche col nostro voto, perché forse non lo sapete, ma i parlamentari di tutta Europa e anche di paesi che non fanno parte dell'Unione Europea compongono il Consiglio d'Europa. Il Consiglio d'Europa è una specie di ONU europea, no? Fa votazioni su indirizzi sui diritti umani e ha fatto una risoluzione molto precisa che dice che non ci devono essere pass vaccinali, che il pass vaccinale non deve discriminare niente, il fatto di essere vaccinati o meno non deve essere oggetto di discriminazione. Passata col nostro voto, anche con il nostro voto favorevole, NB, astenuti Fratelli d'Italia, così almeno ricordiamo anche alcuni voti, alcune cose, perché sennò sembra che Fratelli d'Italia sono sempre stati super a favore di ogni tipo di pass, no? E cose di questo tipo, tant'è vero che pure alla mozione che diceva, alla risoluzione del Consiglio d'Europa che diceva contro il pass vaccinale, quindi attenzione, non stiamo parlando di Green Pass, quindi sulle discriminazioni basate sui vaccini, si sono astenuti. Potete andare a vedere volendo le votazioni. Quindi a quel punto l'Unione Europea ha dovuto ripiegare rispetto alle proprie idee iniziali, no, di partire con il pass vaccinale. E il ripiegamento è arrivato il ripiegamento è arrivato, come si chiama? Sotto forma del Green Pass. Cos'è il Green Pass? Il Green Pass è praticamente un formato standard europeo per riconoscere una di queste tre informazioni: l'avvenuto tampone, l'avvenuta guarigione o il vaccino. Mi piace? No! Non mi piace perché dal mio punto di vista anche soltanto prendere e avere queste rotture di palle qua, no, è una cosa che non va bene. È realistico pensare di cancellarlo? No, ma lo vedete adesso con gli indiani, cioè dopo 2 secondi arriva la variante indiana, cosa, oddio, entrano gli indiani senza controllo, cose di questo tipo. Ma voi pensate che con quest'andazzo qua si sarebbe potuto dire aeroporti aperti, entrate tutti, non c'è problema, via turismo, senza controlli, senza tamponi, senza niente, arrivate pure da tutto il mondo, arrivate dall'India, arrivate dalla Cina, da qualsiasi parte, tenuto presente che l'indiano non arriva solo direttamente non fa India Roma e basta. Se tu dici io sospendo i voli India-Roma e vuol venire a Roma, può fare India-Londra-Roma. Per cui poi possiamo discutere un fake e cose di questo tipo, lo so, ma in questo momento le condizioni politiche per poter dire tutto aperto senza problemi non ci sono, quindi questo è il punto di partenza. Poi noi possiamo non essere d'accordo, possiamo pestare i piedi, possiamo farci venire la rabbia, ma non ci sono le condizioni politiche per dire apri tutto, non c'è problema, via, senza limiti, senza controlli, no? Non ci sono. E allora cosa succede? Essendo che queste condizioni non ci sono, gli operatori del turismo, e noi li sentiamo tutti perché abbiamo il Ministero del Turismo, in modo molto preciso hanno detto: io voglio tutte le opzioni possibili perché la gente possa circolare in Europa. C'è il Green Pass, va bene il Green Pass.
L'importante è che non sia che la gente abbia paura che si presenta con il tampone fatto all'aeroporto e non glielo riconoscono, che si presenta con il certificato che lui il Covid tanto l'ha già fatto e non glielo prendono, no? E similari. Quindi qualcosa che agevoli la circolazione rispetto a una situazione in cui la circolazione non è consentita. Ripeto, la scelta che è stata presentata a questi operatori del turismo non è preferite liberi tutti o preferite il Green Pass, è preferite tutta una serie di vincoli confusi, no, alle frontiere oppure il Green Pass. Ma non perché l'abbiamo scelto noi, perché le condizioni politiche al momento questo sono. Per cui tutti gli operatori turistici e così via hanno sempre detto: guardate, noi siamo disperati, qualsiasi cosa va bene, il Green Pass va bene, vi ho postato i comunicati di Federalberghi, volendo vi faccio vedere quelli di Federturismo e così via. È inutile che mi diciate: ah, ma quelli di Lignano hanno detto. Sì, ci può essere uno illuminato, no, in giro, ma sulla stragrande maggioranza le associazioni di categoria hanno detto che loro il Green Pass lo volevano. Dall'altra parte io so perfettamente che molti di noi molti di voi, elettori nostri, erano contrari per ragioni ideali, perché in ogni caso non è una cosa sbagliata subordinare la circolazione in giro all'aver a presentare certificati sanitari di qualsiasi tipo e modo, perché potrebbe essere un inizio, perché poi si crei una società fatta a caste dove il vaccinato può fare quello che vuole, mentre invece il non vaccinato si trova chiuso in casa e privato dei diritti fondamentali, perché le capisco perfettamente. Altra cosa che capisco perfettamente e da quel lato lì sto utilizzando e stiamo utilizzando questa chiave per vedere di venirne fuori è la questione privacy. I dati sulla salute non sono cose su cui si possa scherzare. I dati sulla salute sono importanti. Per cui il fatto che circolino liberamente informazioni sul fatto se io sono vaccinato, se io sono stato ammalato, cose di questo tipo, è una cosa che dal punto di vista della privacy non sta in piedi e quindi vedrete che tutti i paletti possibili che si possono mettere verranno messi. Fortunatamente c'è la professoressa Cerina Feroni, da noi votata, alla privacy, non perché fosse leghista, ma perché è una persona di una competenza assoluta, professoressa di diritto costituzionale comparato, ok? E infatti cerca di riportare la legalità su queste pazzie. Il risultato che cos'è? Che abbiamo fatto una discussione dove c'erano le opinioni di chi invece voleva assolutamente la massima apertura e quindi il Green Pass e avrebbe visto un voto contrario come un inspiegabile schiaffo a tutte le loro istanze che erano venute in teoria a portare al Ministero del Turismo. Perché funziona così, il Ministero del Turismo cosa fa? Parla con gli operatori del settore, arrivano lì tutti e dice vogliamo il Green Pass, vogliamo il Green Pass, vogliamo il Green Pass, vogliamo il Green Pass se tu prendi dopo averli sentiti tutti gli voti no, è come dirgli andate a quel paese e rivolgetevi ad altri, andate a parlare al Partito Democratico come avete sempre fatto. In ogni caso, ripeto, è gente non occasionale, tanti di questi sono soggetti nostri elettori. Dall'altra parte si voleva cercare di farsi anche promotori delle istanze di chi invece era contrario per motivi ideali. Cosa succede quando due cose a un certo punto contemporaneamente non si possono fare? Ci poteva essere o l'astensione, ma tanto in ogni caso se anche ci fossimo astenuti non sareste stati contenti lo stesso, Ponzio Pilato, su queste cose non ci si astiene o cose di questo tipo, oppure si discute, le posizioni sono state portate al tavolo c'era nello specifico, comunque non vi rivelo niente di che sulle dinamiche interne o cose di questo tipo, ma c'erano persone che erano personalmente contrarie, consultate anche con me prima,
alla questione del vaccino. Io no, perché non è la mia materia, cioè non è che io mi metto a parlare di cose che non so, cioè non fatemi fare il farmacologo o cose di questo tipo. Posso avere una questione ideale, cioè anch'io, cioè sono assolutamente contrario all'obbligatorietà e tutto, e quindi do il mio parere. Non è che in un partito tutti fanno tutto, ognuno ha le sue aree di competenza. Per perorare le questioni del no come voto del Green Pass c'era Siri e c'era Zanni, erano contrari. Dall'altra parte invece c'erano gli operatori chi aveva ricevuto invece tutte le questioni relative agli operatori del turismo e così via, fra cui Garavaglia e così via. Alla fine hanno discusso e alla fine hanno discusso che la posizione avrebbe dovuto essere per il voto a favore. Giusto? Sbagliato? Ovvio, io non sono contento, avrei preferito il no, ma nel momento stesso in cui fai una franca discussione all'interno non puoi pretendere di avere sempre ragione. Perché se no altrimenti, quando ci sono delle cose che interessano a me, che ne so, al MES, no? O chi presso, ci possono anche essere dei deputati o così questo tipo che dicono no, ma perché il MES? Ma il MES è bello, così ci facciamo la sanità, no? E così via. Perché tutti i compatti votano no al MES? Anche se magari loro avrebbero votato sì al MES. Perché un partito funziona così, si discute e dopo che si è discusso, quella posizione viene tenuta da tutti. Tutto qui, cioè nel senso non è un partito dove ognuno fa il cavolo che vuole e anche ognuno fare il cavolo che vuole non avrebbe portato a nessun risultato. Si discute al nostro interno e dopo c'è una posizione. In questo caso ha prevalso la posizione del votiamo anche noi sì per il Green Pass. Perché? Perché sono stati aggiunti le modifiche che erano state tutto sommato chieste da noi, vale a dire che durasse solo un anno in modo tale che non diventasse un documento fisso, no? Cioè quindi che scavallasse praticamente soltanto questa stagione di vacanza, perché il Green Pass dura da maggio a maggio dell'anno prossimo, il Covid Pass, poi svanisce, che ci fosse scritto da tutte le parti che non è un prerequisito per viaggiare, che non è un pass vaccinale, che cose di questo tipo, che i tamponi fossero gratuiti, in modo tale da non fare discriminazioni sul costo del tampone, no? E così via. E alla fine questa è stata la scelta. Giusto, sbagliato, qualcuno non è d'accordo. Lo immagino, però funziona così. Non sarebbe stato contento qualcuno in ogni caso. Cioè, avessimo votato no, sarebbe passato lo stesso in ogni caso, perché, come vi avevo detto, la stragrande maggioranza era a favore, no? E poi che cosa? Cioè, avremmo semplicemente fatto contento qualcuno di voi, no? Dice, che bello, non cambiava niente perché il Green Pass ci sarebbe stato in ogni caso, no? Però qualcuno di voi avrebbe detto, che bravi, no? Belli, contento che avete votato quello che voglio io, e avremmo fatto scontenti molti altri. Di questi tempi, chi in questo momento ha un'attività economica e sta tirando la cinghia, vi confesso che viene ascoltato di più rispetto a posizioni invece ideali e importanti. Giusto, sbagliato, non lo so, comunque questo è. Secondo me, grazie Francesca, secondo me è un compromesso potabile, ve l'avevo detto sin dai tempi in cui è emerso, con le nuove aggiunte, vale a dire col fatto che sia una cosa assolutamente temporanea, no? E così via, è ancora più, secondo me, e con i tamponi gratuiti, è ancora più gestibile. So che qualcuno non è d'accordo e mi spiace, ma capite che non è possibile votare due cose contemporaneamente. Quindi succede nella maggior parte delle votazioni che la somma di minoranze, diciamo così, che compongono l'elettore della Lega vadano d'accordo, perché magari il Novax non ha problemi con il no immigrazione, ecco, mettiamola così, e quindi se si vota qualcosa contro l'immigrazione non dà fastidio al Novax. Ci sono ogni tanto delle situazioni dove parte delle minoranze che compongono l'elettorato della Lega arrivano in conflitto. Il voto è uno, non è che te lo puoi inventare, quindi è stata fatta questa scelta. Mi crea
enormi problemi. No, capita, ripeto, ci sono state tante volte delle votazioni dove mi sono imposto io rispetto a altre situazioni. Succede. Quindi, vabbè, questo è quello che riguarda per quello che riguarda il Green Pass. So che a qualcuno non andrà bene in ogni caso la spiegazione, però è questa, quindi non so cosa dire. Non abbiamo nessuna intenzione ovviamente di rendere obbligatorio vaccino per qualsiasi tipo di situazione, che sia in particolar modo poi per i giovani, per i ragazzi e così via. Salvini è profondamente convinto del fatto che non ci voglia l'obbligo vaccinale. Alcuni altri nostri dirigenti sono profondamente convinti che non ci vuole l'obbligo vaccinale. Di qualcuno probabilmente capirete o sapete o immaginate i nomi. Altri che hanno anche in questo momento degli importanti ruoli di governo, ve li potete anche immaginare. Facciamo guardia per quello che possiamo fare, perché è una questione di cui siamo convinti. Ci porta voti? No. Cioè il Novax fa un gran casino, ma sono in pochi, quindi non è che abbiamo dei grandi interessi elettorali, cioè, è una posizione che... E poi probabilmente manco ci votano, cioè vengono qua a dire ah ecco non vi voto più, non vi voto più, e poi votano, che ne so, 3V, votano questi partitini qua e cose di questo tipo, lo so, lo vedo, ma non ci interessa, cioè siamo convinti che sia una posizione giusta quella della libertà di scelta vaccinale, anche se è impopolare, anche se è minoritaria, anche se la maggioranza è convinta che invece se anche ci fosse l'obbligo chi se ne frega. Siamo convinti di questa posizione non per questioni elettorali. E a quel punto adesso noi arriviamo all'ultimo capitolo. E il capitolo è ovviamente il lockdown e le trasmissioni a cui sono andato, tipo Piazza Pulita. Ora, chi segue bene le cose sa che io sono andato a Piazza Pulita settimana scorsa, sa che ho detto una cosa molto banale, vale a dire che secondo me il lockdown non ha sti grandi effetti e quindi siamo stati un po' pazzi a utilizzarlo come strumento dopo un anno di dati. All'inizio ci poteva stare, ma dopo un anno di dati riutilizzarlo ancora come strumento di contenimento del virus, quando abbiamo ormai un anno di dati che ci dicono che non ci sono effetti così evidenti del lockdown. L'ho detto tante volte, chiudere le piste da sci tutte, rovinando un intero settore in tutta Italia, quando dall'altra parte li hanno lasciati aperti, dati alla mano, è cambiato qualcosa? Gli svizzeri c'è stata la strage perché andavano a sciare? No, il problema del lockdown è che tu puoi chiudere tutto, fai un danno certo all'economia, ma non fai sparire la gente. Cioè la gente che è chiusa in casa e non va a sciare e non va nei negozi aperti di notte, perché magari quelli supermercati 24 ore, perché sono tutti concentrati in un certo momento della giornata, magari si assembra di più. Perché a stare in un ristorante è molto più sicuro che stare ammassati dentro in un autobus, perché tornare tutti a casa la sera, tutti nella stessa metropolitana, è sicuramente più pericoloso che stare ad aspettare facendosi un aperitivo e poi andandosi a mangiare una pizza tutti assieme e tornare belli tranquilli su un autobus vuoto, che altro. Quindi non sparisce la gente, cioè se io non li faccio sciare la gente non svanisce, cioè quel milione di persone che potevano essere belli tranquilli a prendere aria buona perché lo sport fa bene per le montagne, in uno sport individuale qual è lo sci, no? Non spariscono e li trasferisci, li costringi a stare in città dove probabilmente te lo ritrovi, quello stesso che sarebbe a sciare, te lo ritrovi di fianco in metropolitana, e quindi è il motivo per cui non è particolarmente furbo chiudere le attività, non è particolarmente furbo chiudere i ristoranti, non è particolarmente furbo chiudere i negozi, no? Ok, una volta
Il farmaco sperimentale genico non è un vaccino. Sì, ve l'ho detto, siete contenti? Ma che cacchio ne so io? Non sono un farmacologo. Quindi io parlo di cose che conosco. Cioè, tu mi dici che è un farmaco sperimentale genico. Sì, guarda, mi fido di te, guarda, non ho problemi, ma non me ne intendo, non sono un farmacologo. Dal mio punto di vista, io prendo l'unica medicina che io prendo sempre è il Moment, quando ogni tanto ho mal di testa, che oltretutto ho cominciato a prenderli soltanto una volta a settimana, soltanto da poco tempo, perché da quando mi è calata la vista, evidentemente il fatto di avere un po' di calo di vista ogni tanto mi fa venire un pochettino di mal di testa e quindi ogni tanto mi prendo un Moment. Questa è l'unica medicina che io prendo, quindi immagina te che conoscenza ho io del sistema delle medicine o dei vaccini o delle altre cose. Quindi se mi metto a dire ecco il vaccino è una terapia genica sperimentale, ma che autorità ho per dirlo? Non so niente. Mi fido, sì, guarda, ok, mi dite che il vaccino è una terapia genica sperimentale, l'ho letto qualche milione di volte, ecco, il vaccino è una terapia genica sperimentale, ve l'ho detto, siete contenti? Ecco, ma non è la mia materia, quindi è inutile è inutile che ve lo chiedo. È tanto una volta a settimana al Moment? Vabbè, ho capito, ma insomma, che devo fare? Detto questo, comunque, ero stato a Piazza Pulita a dire che il lockdown non serve, per questi motivi che vi ho detto, e che non ero solo io a dirlo, ma che sono tanti epidemiologi a dirlo, uno fra tutti, quello che è uno dei primi scienziati al mondo, vale a dire il professor Ioannidis. Attenzione, primi scienziati overall, cioè proprio su tutte le branche, uno degli scienziati più citati al mondo di qualsiasi branca della scienza, cioè fisica, economia, diritto, ecco, no, Ioannidis è uno degli scienziati più importanti al mondo, quindi non è uno scappato di casa, uno negazionista, uno con delle idee strane, no? Così di questo tipo. Lui ha fatto un tot di studi e ha fatto un tot di interviste dove dice che il lockdown non è una scelta particolarmente intelligente, no? Che si possono fare altre cose, che si può fare si possono prendere delle misure più blande, che si possono proteggere gli anziani, no? E così via. Ok? Vado a Piazza Pulita, mi trovo Crisanti. Crisanti. Ora, Crisanti non è Cartabellotta, perché Cartabellotta è proprio gastroenterologo. Crisanti, almeno un qualcosa che un po' assomigli all'epidemiologia, può anche avercela, ma non è un esperto di Covid o di virus, è un esperto, tutti i suoi studi precedenti erano sulla genetica della zanzara anofele, della malaria. Ora, se lo scienziato della genetica della malaria, che è una malattia orribile, no, riesce a debellare le zanzare, io sarò il primo a votare perché gli venga fatta una statua equestre, no, in buona parte delle città, perché uno che riesce a eliminarmi le zanzare, per me, al di là dell'aspetto della malaria, che è una grave malattia, mi va bene, ma non è un esperto di queste cose, e di certo non può essere paragonato a uno come Ioannidis, che è specifico, uno scienziato che studia esattamente questa materia e all'interno di questa materia è considerato il più importante al mondo. Ok, allora io ho citato esclusivamente le parole del paper di Ioannidis. Allora, Crisanti si è permesso di dire che io dicevo delle sciocchezze perché quello studio era stato ritirato da Stanford, no? E quindi parlavo di uno scienziato screditato, di uno studio ritirato. Ora, settimana dopo mi hanno invitato, io non sono andato per vari motivi. Uno, non potevo. Due, non posso far diventare un format i talk show, cioè non è che ogni giovedì ci deve essere Borghi contro epidemiologo o qualcosa del genere, ok. Quindi non sono andato. C'era fortunatamente l'ottimo Fabio Dragoni,
che voi tutti conoscete, perché è uno della community e giornalista adesso della Verità. Il punto è molto semplice: hanno correttamente esordito dicendo che non era vero che lo studio era stato ritirato, e quindi abbiamo subito smentito il nostro amico Crisanti, e a questo punto mi sarebbe piaciuto in ogni caso che ci fosse qualcuno dei vari fact checkers, no, e così via. Invece hanno provato, no, a arrivare, poi quando si sono accorti che aveva torto marcio hanno smussato dicendo no, forse era un altro paper, non era proprio quello lì, e così questo tipo. Nessun paper di Ioannidis è stato ritirato da Stanford, no, è disconosciuto dall'università, no? Però se voi andate a vedere Open e così questo tipo, tutti questi bei fenomeni dei fact checker, e anche lì ci indagheremo, come avete visto, non gli riusciva a dire. Crisanti ha detto una bugia clamorosa, no? Ed è grave, grave, gravissimo, perché se lo sapeva e ha mentito Crisanti è vergognoso quello che ha fatto. Se non lo sapeva è un ignorante, cioè stai tutto il giorno in TV a parlare di virus e non vai a guardarti cosa sono gli studi sul lockdown, non vai a guardarti cosa sono le cose scritte sul lockdown dai più importanti scienziati del settore. In ogni caso è grave per il signor Crisanti. Ok. Allora, questo signor Crisanti mancava, e allora hanno fatto l'intervista a Ioannidis. Hanno fatto l'intervista a Ioannidis e anche lì eh, quello che gli ha fatto l'intervista, tale, com'è che si chiama? Andrea Casadio. Ecco qua, Andrea Casadio, che si spaccia per medico, ma abbiamo scoperto oggi che non lo è, o quantomeno non è iscritto a nessun ordine dei medici. Sarà un laureato in medicina, ma non è un medico. Per essere medico devi essere iscritto all'albo, per la precisione medico neurologo, quindi si è anche preso da Bassetti, che è arrivato dopo un po' del suo, dicendo occupati di neurologia e non di virus. Bene, ma questo simpatico Andrea Casadio, no, che risulta non iscritto, che si spaccia, che afferma di essere medico e risulta non iscritto a nessun ordine dei medici, motivo per cui purtroppo mi toccherà andarlo a denunciare. Che devo fare? Cioè io purtroppo ho l'obbligo, se vedo un reato, in quanto pubblico ufficiale, se vedo un reato di andarlo, o un sospetto reato, di andarlo a denunciare, no? Per cui mi toccherà fare anche questa. Lui ha detto di essere medico, invece non è medico, quindi potrebbe essere pericoloso, no? Per cui che cosa succede? Succede che questo signor Casadio esordisce mettendomi in bocca delle cose mai dette, perché esordisce nell'intervista a Ioannidis dicendo molti politici, notare, il titolo dell'intervista è Borghi, Ioannidis risponde a Borghi, no? Dice, in Italia si è aperto un grande dibattito perché alcuni politici dicono che lei afferma che il lockdown non è inutile perché tanto il coronavirus è solo un'influenza. Cosa? Ho mai detto il coronavirus è solo un'influenza? Io ho passato tutta la puntata anche a far vedere i 100.000 morti in eccesso rispetto all'anno scorso, no? E così via, quindi questa roba non è mai stata detta. Ho provato a farlo presente, mi dicono, ma lui non ha detto Borghi, ha detto alcuni politici. Certo, il servizio si chiama Ioannidis risponde a Borghi e lui cita altri politici, no? Che poi peraltro non si sa chi fossero gli altri politici che citavano Ioannidis, no? Quindi non pigliamoci in giro, va bene, comunque esordisce così. Dopodiché mi mette in bocca altre cose, cioè tipo, ma Borghi della Lega Nord, peraltro, vabbè, Borghi della Lega dice che lei afferma che il lockdown è inutile, anzi è dannoso, è vero? Mai detto il lockdown è dannoso, posso dirlo io dal punto di vista economico, ma Ioannidis nei suoi paper dice che non ha una particolare utilità, no? Dal punto di vista del contenimento del virus, e questo viene fuori da un discorso complesso, però alla fine il senso era quello. Ioannidis ovviamente risponde, e basta sentirlo, no? Oltretutto dicendo che sì, conferma che lui tutto sommato non trova il lockdown particolarmente utile, e dall'altra parte però invece si sentono una cosa che mi aveva un po' messo il sospetto, vale a dire i complimenti a Crisanti, e dice no, ma voi
c'è la cosa di Vo, no? Quindi che l'ottimo Crisanti, no, ha fatto. Ma non si sentiva sotto nell'audio inglese, pur tenuto bassissimo. E allora io ho chiesto di avere la trasmissione in originale, perché ero un po' insospettito da quello, vale a dire un servizio costruito dove c'è uno che fa delle domande in italiano, l'altro risponde in inglese ma non si sente l'inglese che cosa dice, ma soprattutto su una risposta chiaramente non sta dicendo quello che sotto si sente, quantomeno, no? Allora ho chiesto di avere l'intervista in originale, perché si dice intervista integrale, c'è scritto sul sito, intervista integrale non è quella, l'intervista integrale dovrebbe essere tutta, cioè, e possibilmente anche con la possibilità di sentire l'audio originale. Non mi è stato risposto particolarmente bene, se devo essere sincero, dagli autori, dalla redazione, mi hanno detto anche no, no? E invece poi oggi scopriamo che incredibilmente una professoressa di Pavia che a quanto pare è stata da tramite per l'intervista di Ioannidis, ha parlato con Ioannidis e Ioannidis non è per niente contento perché dice che la sua intervista durava molto di più, perché dice che il senso delle sue parole è stato alterato, perché dice che bisognava dire in modo assolutamente evidente che è stato assolutamente diffamatorio quello che ha detto Crisanti, che i suoi studi non sono mai stati ritirati, perché dice che in studio poi è stato detto, insistendo, che ah no, era un altro studio, quello sì è stato ritirato perché i calcoli erano stati tutti sbagliati e non è affatto vero, e che vuole anche lui che si senta tutta l'intervista in lingua originale. Sarà vero? Non sarà vero? Non credo che una professoressa universitaria di materie mediche che ha scritto anche con Ioannidis e quindi mi sembra abbastanza affidabile, non una mitomane, dica delle cose inventate. Per cui presumibilmente, lei dice che Ioannidis scriverà a Piazza Pulita, mi viene da pensare che ciò avverrà. E nel qual caso, se noi scopriremo che il non medico ha anche alterato l'intervista, due le denunce dobbiamo farle. Una perché dice di essere medico e invece non è iscritto all'ordine, due all'ordine dei giornalisti perché invece di riportare correttamente il contenuto di un'intervista ha cercato di manipolarla e alterarla. Se fosse così sarebbe assai grave. Per cui, come vedete, noi qui attendiamo. Dal mio punto di vista, al di là di tutto, io do sempre atto a Formigli che ha notato il mio messaggio che avevo lasciato in diretta e ha dato conto che quello che io avevo detto non era quello detto dall'intervistatore, ma un conto è dare conto. Poi se però sul sito rimane l'intervista dove questo non medico o non iscritto all'albo dei medici, chiamatelo come volete, prende e mi mette in bocca cose mai dette e a quanto pare magari le mette pure in bocca a Ioannidis, ecco che abbiamo un problema, perché una cosa è quello che mettiamo in diretta e una cosa è quello che rimane poi dopo sul sito. Per cui, come vedete, forse non avevo poi così torto, ma non avevo particolari dubbi di non aver così torto perché parlo di qualcosa solo dopo essermi documentato. Io ero andato lì in quella trasmissione con dei dati e con degli studi. Dall'altra parte c'erano, come al solito, i luoghi comuni. E scusate, ma io è una cosa che conosco già molto bene perché ho passato anni
per spiegare le questioni dell'euro, che mi rendo conto adesso non sono la principale preoccupazione, perché prima c'è la questione pensare di uscire dall'euro quando non riesco a uscire di casa, mi rendo conto che passa un po' in secondo piano i discorsi relativi alla moneta, però quando non lo erano, quando io cercavo di fare informazione sulla moneta unica, vi ricordate, era proprio così. Cioè io andavo in televisione con i dati, oltretutto su una materia che era la mia a quel punto, e dall'altra parte c'erano i luoghi comuni, le carriole di monete, le pallottole nei garage, la pizza di fango, e ci bruciamo gli infissi per scaldarci durante l'inverno, no? E così via, tutte cose che sono state raccolte, e c'è Bruno De Giusti che ha fatto un'antologia di tutte le cazzate che venivano dette relative all'euro in televisione. Fatto salvo poi adesso con la massima tranquillità scoprire che ma sì, il debito si può fare, ma sì, il deficit non è poi così importante, ma sì, il debito magari si cancella, ma certo lo spread dipende dalla banca centrale, cioè tutte le cose che io dicevo e che erano cretinate invece improvvisamente diventano vere. Succederà anche per il lockdown dopo che i danni sono stati fatti. Solo che capite che i fondi salva stati all'epoca ci avevano fatto un danno da 60 miliardi, il lockdown secondo me rischia di averci fatto dei danni da 600 miliardi e forse anche di più, senza contare i danni irreparabili relativi a anni di vita tolti ai nostri giovani, ai nostri ragazzi, e la vita è breve, cari miei, la vita è breve. Prendere e fumarci così 2 anni della nostra vita non è una buona idea, tenuto presente che la mortalità del Covid per persone sotto i 50 anni è quasi nulla. E non è che lo sto dicendo perché, oh Dio, ma io ho avuto un mio amico, mio cugino che è proprio morto e non hai rispetto per lui, aveva 40 anni. Lo so, ma, ma- ma ci sono anche delle persone che muoiono a 15 anni di morbillo, cioè se è per quello. Così come ci sono delle persone che muoiono a 15 anni perché vanno in bicicletta. Non è che il fatto che uno possa morire andando in bicicletta o andando in macchina significa che noi ci chiudiamo in casa o che non usiamo le automobili. La mortalità è parte della vita, cioè noi possiamo morire per i casi più incredibili, cioè io in questo fino adesso non ho avuto il Covid, domani magari ce l'avrò, dopodomani ce l'avrò, fra un mese ce l'avrò e magari sarò proprio io uno di quegli sfortunati che nonostante non sia ancora anziano, no, magari a me viene la complicazione e ci rimango. Può succedere, è un problema? No, non è un problema perché è nella natura della vita che si possa morire. Però i dati ci dicono che sotto i 50 anni di Covid la mortalità in accesso rispetto alla media degli altri 5 anni è stata negativa, cioè è morta meno gente rispetto a quella che normalmente moriva. Viceversa ne sono morte 100.000 in più, no? Rispetto alla media, quindi non è che non esiste il Covid, non esiste la malattia, ne sono morti 100.000 in più concentrati intorno alle fasce degli 80, 70, 80, 90 anni. Per cui il discorso è molto semplice, il virus c'è, e non è pericoloso per tutti, e dall'altra parte abbiamo con la massima tranquillità e con la massima leggerezza, e l'idea iniziale è stata di Giuseppi che voleva tenervi tutti in casa a guardare le sue dirette Facebook, inventato questa bella cosa del lockdown che ha distrutto economia, lavoro e anni di vita, e non si capisce perché io dovrei pensare di tenerla in piedi. Quindi io continuerò ovviamente a portare dati, ma scusate, poi così ve la dico lì. Se io volessi fare il piddino elitario, vi posso assicurare che questi periodi del lockdown, per un privilegiato, sono bellissimi. Lo stipendio io continuo a riceverlo. Vado per gli aeroporti e non c'è nessuno. Il sogno del piddino, lo scriveva la Michela Murgia. Ha detto, avete presente, no? Michela Murgia, la personificazione fatta donna del piddino, no? Quella che odia le divise, no? E cose di questo tipo. Aveva scritto, no? Aveva detto, che bello, ho viaggiato su un aereo semivuoto, un pochettino di respiriamo un po', no? Ecco,
Quindi io capisco che questi gaglioffi che pensano solo ai loro mondi dorati, ai loro attici, no? Quelli tipo Saviano dove sorseggiano l'aragosta, no? E cose di questo tipo, per loro il Covid sia una benedizione. Tutta la plebe chiusa in casa e noi, elite, che abbiamo sempre un motivo per viaggiare perché ci chiamano per una trasmissione, per un libro, no? E così di questo tipo, liberi su un aereo vuoto, senza nessuno di fianco che ci dà fastidio, no? E così via. Ci portano le tartine, tutte per noi. Lo stipendio c'è sempre, la paga. No, io non sono così, mi spiace. Eh, un, un mondo di gente che perde il lavoro non mi rallegra il fatto del fatto che il mio non lo perdo. Io voglio che tutti possano tornare a lavorare e ancora di più il primo maggio. Tutti devono tornare a lavorare, tutti devono tornare a godere del frutto del loro lavoro, tutti devono tornare a crearsi una loro vita, tutti devono tornare alla gioia di poter vedere il frutto del proprio ingegno, della fatica. Stare chiusi in casa e ricevere i ristori non è vita, non è vita. Ecco, dobbiamo tornare alla vita, tornare al lavoro e io continuerò a combattere per questo. Vi ringrazio.